zingaro, voglio vivere come te. Vedi, questa cosa qui che qualcuno erroneamente chiama brina, si chiama brosa, ok? Quindi la brosa che si sta scongelando, a brosa che Adrio desiazasse. Ah, quanta poesia di prima mattina. Andiamo sull'advanced e il can la estate in te a brosa. Il cane ha le zampe nella brina. Anche a me è su di ogni esame. Anch'io e mi sto ghiacciando. Tantarita, falling down, falling down, falling down. Percepisco il muco nasale che sta fuoriuscendo. Le appesa di os cascame bass. Tan taran tan 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 ton 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 tan tan tan. Il signore era distratto alla guida dal telefono. E adesso era in cocaia su dal telefonino mentre che il guidea. Dici, non si fa ste robe. Hanno spenato una gallina. Hai spenato una gallina? Mi soffermerò ad acquistare il rosmarino. Aspetta che mi ferme a ciò su il rosmarino. Però piante sempre quelle da Drio, perché sennò capisci i cani. Tu capivo? La classe non è acqua, perché la classe è esclusività. Hai avuto un meta, no? I soliti che ha il fiorellino rosso da morti, perché almeno nel Regno Unito il fiorellino rosso col pistillo nero è simbolo di morte, no? Si mette di solito ai funerali, no? Oppure le roselline come i patrini, no? E guarda, con rosmarino che viene fuori dalla scassea, bellissimo. Dottore, produco quantità considerevoli di catarro. Oh dottor, adesso io scatarare de continuo, non abbiamo altro? Quanta più poesia. Cioè anche proprio quando vai dal dottore che gli dici così, il dottore dice cazzo, questo è veramente acculturato, questo sa un'altra lingua, cioè devo stare attento a non far fuoriuscire la mia inferiorità nei confronti di questo individuo poliglotta che sprizza cultura da tutti i pori. Difatti pensa che io era brufui o altre robe, no, è proprio la cultura che spruzza dappertutto. Piccolo stacco tecnico pubblicitario, ragazzi. Cioè, allora, la tecnologia ormai purtroppo al giorno d'oggi la dobbiamo quasi riassumere solo esclusivamente agli smartphone, no? Ossia quelle tavolette che ci portiamo dietro in tasca ogni volta. Con questi smartphone ho visto cosa fa la gente: Facebook, WhatsApp e Instagram. Ma dicomi, mai nessuno che ho visto che usa il calendario e i promemoria. Cioè, secondo me il calendario e i promemoria sono veramente la cosa più importante, perché consentono anche chi ha una vita abbastanza, diciamo, piena, nel senso che il suo lavoro, i suoi impegni sono divisi in tanti micro impegni e micro lavori, e quindi insomma si parta di quantità e pertanto di cose più difficili da ricordare. Se la vive proprio così sciallamente, la massima tranquillità, in quanto c'è anche adesso blin, che cacchio devo fare? Ah sì, devo passare all'Alessia a prendere quella cosa, ah sì, devo andare al supermercato a prendere quell'altra, ah sì, devo andare a fare il GPL, se no sto equate al gelo sto weekend, cioè no, weekend sì, no, fine settimana, sì, scusa, capisci? Quindi porca miseria, ognuno fa quello che vuole, ma provate cacchio una settimana col calendario o anche addirittura i promemoria, meglio ancora, soprattutto chi ha l'iPhone, ma sono fantastici, porca miseria. Gli dici: ehi Siri, ricordami tra un quarto d'ora di fare questo, oppure ehi Siri, ricordami domani alle ore 9:24 di andare a prendere quella roba, oppure ti puoi creare gli elenchi, tipo io ho i vari elenchi tipo i Skate Avanzo, la spesa, gli dico: ehi Siri, aggiungi pere all'elenco spesa, hai capito? E a te giunta e tete all'elenco spesa. Tanti amici che non vedo da decenni, quando mi vedono restano a bocca aperta, perché cioè, loro sono invecchiati tanto in maniera importante, vedono me che sono ancora tutto giovane, pimpante, ho ancora i miei capelli neri eccetera, e vado di skateboard in roller come un sempieto, hai capito? E dico: ma come mai? Cioè, sei proprio senza pensieri. In realtà no, è il modo di gestirli sti pensieri, ok? Un po' come il metodo de Cartesio, qua che abbiamo il metodo de Singano, ok? Quindi la vita è piena di rotture di coglioni, ma sta a te studiarla in modo che queste rotture di coglioni non ti attacchino, non stiano nel loro, porca miseria. Anche qua tutti gli impegni, le robe che devo fare stamattina, una qualsiasi altra persona si sarebbe svegliata con l'ansia, perché stamattina ho 200.000 robe da fare, però proprio tranquillo. Quando è ora denso, ti ho detto prima, ah sì, ok, devo fare questo, va bene, facciamo quello, capisci? Un po' come al lavoro,
Cioè ci sono lavori che ho preso adesso, che ovviamente non farò mai nomi eccetera, ma lavori che ho preso in mano di altre, della concorrenza, diciamo, che ci hanno messo mesi per farli, li hanno fatti incompleti che facevano schifo, e io cazzo in meno di un mese l'ho fatto completo e molto più bello. Ovvio che dopo i clienti dicono ma porca puttana, guarda qua che differenza qua, che differenza là. E differenza è il metodo anche lì, perché se ti perdi un'ora a cazzeggiare col caffè, ti chiama un cliente e stai un'altra ora al telefono, cioè bisogna ottimizzare il tempo, che come abbiamo spesso visto è la vita, porca miseria. La vita non è nient'altro che il tempo, è il tempo in cui ti è data la possibilità di percepire il tuo essere qua, sì, no proprio qua in testa via dove che Somico e squasse da Drio, qua in tal senso, qua in tal mondo. E a volte anche la semplicità dei nonni, dei vecchi che ci manca, no? Perché ti ricordi quando scherzando dicevano tutte quelle persone che dicevano sempre oh freddo, 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 e cosa risponde Menona? Vestissete, ma con quel tono come per dire sei stupido, vestiti Dio caro, che cazzo dici che hai freddo? E così un po' tante altre cose della vita, cioè sono stressato, non ho tempo, perché non te dà tempo? Perché sei stressato? Cioè vedi a risolvere un attimo invece di lamentarti, ok? E anche io oggi che sono qua tranquillo, cioè meno 1 grado o meno 2 quel che è, io ho le mie calzette di lana, i miei calzini invernali, il copricollo, il giubbotto pesante, cioè sto da Dio, non mi lamenterò mai. Pensa ragazzo, me ne sono appena uscito dal supermercato, no? Allora io di solito sono uno di quelli che fa sempre passare, no? Però c'era un signore neanche dietro di me che è arrivato con 2 robe in mano e ha fatto tipo per tagliarmi e passare davanti a me. Io non mi sono scomposto, non è che ho fatto la garetta come in Africa che arriva prima, no, sono stato lì nel mio. Ovviamente lui è rimasto un po' sempre affiancato, però vedi, quello che io voglio dire è che non stiamo là a fare sempre gli accattoni, a chiedere, cioè uno ti vede che sei là con la roba, si offre, no, andare là in modo da imporre, perché sennò l'altro si sente a disagio che non ti ha fatto a passare, hai capito? Ste cose qua, no, assolutamente. Io per dispetto, Dio caro, ti lascio dietro e tu resti dietro, è rimasto dietro, porca puttana. Perché a me gli accattoni, cioè non quelli che hanno bisogno, poretti, no, gli accattoni intendo quelli che chiedono sempre agli altri, mi stanno i coglioni, cioè arrangiati, stai nel tuo, se hai proprio bisogno sono io che mi offro a te, porca troia. Ragazzi, c'è Mario Davilla, nostro carissimo amico che conosci da sempre, da quando è nato il canale, che niente, è in coma farmacologico e dicono che è metà e metà. Speriamo tanto. Vai Mario, ti aspettiamo. Oh ragazzo, allora premesso che non sono un Novax, io sono un no gov, un no governo, ok, un no magnaschei e un no mafia, pertanto appunto un no gov, ok. Allora, una cosa che notavo, io siccome avevo preso una bella influenza, un bel raffreddore, ho detto dai che magari ho il Covid, mi faccio il Green Pass gratis, no? E allora dovevo andare a farmi il tampone in farmacia, no? E niente, vado in farmacia, entro, 3 persone dietro al banco, ok? Quindi 3 farmacisti e io ero l'unico cliente. Memorizzatela bene forte sta roba, mi raccomando, ok? Sta scena. E insomma mi faccia buongiorno, dovrei fare il tampone e fa l'appuntamento. No, come l'appuntamento? No, bisogna prendere l'appuntamento, il prossimo posto libero è fra 2 settimane. Ho detto, ma come l'appuntamento fra 2 settimane? Siete in 3, non c'è un cazzo di nessuno, ci sono solo io. Quindi vedi, anche queste sono tutte pagliacciate per far vedere i gruppi di persone fuori dalla farmacia che aspettano di farsi il tampone. E a me ste pagliazzate mi verrebbe da dire che mi mettono tristezza, ma in realtà mi mettono un nervoso, ma un nervoso veramente, che stendiamo un velo pietoso e vai, lavora di fantasia su quello che ti ho appena raccontato. Mi sarebbe piaciuto tanto sapere, magari abbiamo un meccanico, qualche esperto qua tra i tu che sta ascoltando e quindi magari può scrivere nei commenti questa cosa che può essere utile a molti, no? Allora, io ho un Mercedes Sprinter Pullman, no? Il 2.9 rotti, io arrotondo dico 3000 ma è 2.9 qualcosa. Turbo diesel, l'anno è il 98, considerato il peso di Pullman carico e tutto quanto, per risparmiare il meno possibile, tipo adesso che sto in marcia in quinta marcia, a quanto dovrei stare? 1500 giri, 2000 giri? Cioè la domanda è, consumo di più a 2000 giri o a 1500 giri? Cioè, hai capito?
E purtroppo non c'è quell'accento, quel bel computerino, quella bella centralina che c'è nelle macchine nuove, che ti dice in base a come stai andando quanto consumi e quanti chilometri puoi fare, no? Questo perché praticamente oggi devo arrivare a un determinato distributore e non so se ci arrivo. Ragazzo, siamo al 21 gennaio del 2022. Adesso io non lo so perché non guardando la TV non sono al corrente di tutte le impalcature che imbastiscono su, ma non so se c'è qualche novità in merito a restrizioni Covid o cose del genere, in quanto i prezzi del gasolio, bam, è andato su veramente non di poco un'altra volta. Di solito dico questo perché ho notato che il prezzo del gasolio e la benzina va sempre su, gli danno la bella botta quando succede qualcosa, quindi quando il popolino è distratto, bam, gli alzano il prezzo della benzina e tutti muti, ok, col culetto per aria, tranquilli tutti quanti e nessuno ha niente da dire. Ma a volte non serve neanche alzare chissà che polveroni, perché ad esempio quella volta, no, cos'era, del centesimo per i sacchetti del frutta e verdura ai supermercati, un centesimo, ti ricordi che casino è venuto fuori? Cioè che solo facendo un piccolo aumento alla verdura si possono prendere tranquillamente 40-70 centesimi, quindi 70 volte il prezzo più alto e nessuno dice niente. Metti la voce un centesimo e è successo il casino quella volta, e secondo me anche quella volta lì, mentre si è alzato un po' quel polverone dovuto al centesimo del sacchettino del supermercato, anche lì il Green Pass per entrare nella fabbrica della Iacuzzi. Ma si diceva questa cosa, che un giorno ci sarebbe stato un qualcosa che ci avrebbe concesso o meno di fare determinate cose, qualcosa che ci avrebbe identificato, ma questo non perché è un'informazione che è sfuggita, hai capito, da un qualche piano segreto che c'era stato tenuto sotto nascosto, no, assolutamente, ma perché si vedeva un po' l'andazzo di come stava andando il mondo e contemporaneamente si vedeva la risposta sempre passiva da parte del popolo, che accetta tutto, e quindi tu ti crei, no, nella mente e nell'immaginazione questa linea perennemente in verticale, no, che porta sempre alla direzione in cui stai andando, perché se una cosa non viene mai contrastata e continua il suo moto verso quella direzione, ovvio che si andrà sempre peggio, no? Detta così, stringi in parole povere. E quindi io direi questo è ancora niente, ok? Cioè, visto la risposta del popolo, ogni cosa, gli aumenti ai Green Pass, tutte quelle cose lì, questo ragazzo è ancora niente, ma proprio niente a confronto di quello che accadrà, di quello che ci faranno, ci imporranno. Allora, giustamente non filmo perché anche un minimo di privacy, perché siamo qua in area camper. Vedi quanto mi fanno tristi le mode. C'è qua in parte a me un furgone camperizzato, il furgone è anche da soldi, ok? E dentro c'è praticamente un po' di francesi, mobili buttati là, del legno, che par quasi dottoide decompensato, attaccatela col martello alla meno peggio. E questi, vedi, sono andati a pagare un casino di più per fare sto obbrobrio, quando potevano benissimo prendersi un camper già fatto che gli costava molto meno, era full optional e certamente no brutto così. Tutto perché anche loro devono stare dietro a ste cagate che sono la moda della van life, deve avere sempre il furgone allestito, che per carità che sta, ma devi avere tanti skei o essere tanto bravo, se no a stare sta buon. Ok, all'area camper non funziona l'acqua, tasi che siano, vedi, il gana coesione dei rubinetti e dei cimiteri sul suo Google Maps che metà fa basta. Tutto bello, tutto fatto. Quello che invece da un po' di anni inizia a starmi sulle balle è la morte. È proprio il concetto di morte, questa mia percezione di come andranno le cose, che un giorno ne parliamo con più calma. È arrivato un Caldonius, dopo scoprirai il perché. Caro diario, oggi ho avuto il Marcus Caldonius a cena, che è molto teenager in quanto vedi che fa le cose col telefono perché è teenager.
Caro diario, i miei vicini di oggi sono anche Francesco Peluche e la Marilena, che si infila un qualcosa in testa che io non capisco. Guarda, una Dragonero Caro le diario, origini. Francesco Vedo Peluche, che è un rivenditore Guarda, di lo fate fumetti, considerare poi. ha appena I cartonati- menzionato il Lancio così Story, li vedo in che era verità dei fumetti un po' 139, porcelloni che 150. si trovavano dal barbiere degli Poi vado a Esolo. vedere i venduti. E Singano, quando era piccolo, ossia quando era Singanino, Venduti a andava sempre volentieri 70, dal barbiere 80 perché gli era in i testa. fumetti dove Uno che aveva taconea. venduto a 100, però ho detto non faccio Precisazione prezzi storica esagerati per gli perché secondo me appassionati, i c'era anche prezzi fuori. Scorpio e Lancio Story. Cosa ne è? You understand? Please hold me. I love you like Fontaine e Belmondo. Vai Figari!